Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Un weekend tutto da vivere, quello appena conclusosi a Montagnana, dove la notte bianca di sabato e la manifestazione Montagnana in Fiori di domenica hanno acceso di luci e colori la bella città. Concerti, mostre d'arte, mercatini di prodotti tipici, di prodotti florovivaistici, colorati e profumati hanno appassionato gli abitanti e molti turisti. Ci sono tutti questi profumi e sapori che si mescolano, è molto originale, è un modo diverso insomma, ecco, di vivere la città. La manifestazione, organizzata da Promo Montagnana, ha visto la partecipazione di espositori provenienti da tutto il Veneto. Quest'anno sì, organizzato molto meglio dell'anno scorso, con molta più partecipazione dei banchi espositivi, c'è molto colpo d'occhio, la gente vedo che è stata contenta, c'è stata molta partecipazione dalla parte anche organizzativa e anche dei partecipanti e i banchi, adesso io parlo per me, ma insomma penso di sì. Dopo l'incertezza del sabato pomeriggio, il tempo è stato clemente e la calda giornata ha permesso a tutti di apprezzare la bellezza della città, immersa in questo splendido prato fiorito. Dopo la splendida 2 giorni, o meglio 2 settimane di Festa del Prosciutto, Montagnana offre al proprio territorio, ai propri cittadini, ma non solo, altri 2 giorni di vita. Dire mondana forse un po' eccessivo, ma comunque di una vita in città. Si è iniziato ieri sera con la Notte Bianca, quindi è una serata dedicata in modo particolare sia al commercio, con i negozi aperti, con bancarelli di varia tipologia, ma anche alla musica, con un concerto che si è tenuto in centro sino a notte. La giornata di oggi invece è una giornata dedicata ai fiori, quindi ancora una volta bancarelli di varia tipologia che va dalla gastronomia a quello che è l'ambiente floreale, perché è quello che era il tema della giornata odierna. Montagnana sta dimostrando, ed era una riflessione che nasceva anche ieri sera con amici, è un vero e proprio punto di riferimento per la vita estiva in modo particolare, proprio perché si è partiti con maggio, come dicevo, con la Festa del Prosciutto, e si arriverà sino al Palio, quindi a settembre, con la prima domenica a settembre, senza avere una domenica o comunque un weekend di sosta. Grazie.